entrati a contatto con questa ricerca in maniera anche casuale, avendo scoperto che il professor Hopman ha messo a punto una sua metodologia di studio utilizzando proprio il nostro amarone. È stato un modo, siamo venuti in contatto con l'Università di Verona per creare un invito e portare in questo luogo ufficiale che è l'università il professore in modo da portare a conoscenza di tutti la ricerca che ha svolto. Sicuramente in questo caso porta bene all'intera denominazione, all'intero territorio, perché non facciamo altro che andare a promuovere quello che è l'Amarone e quello che è il territorio della Valpolicella. La mia ricerca ha l'obiettivo di studiare le componenti di gusto e profumo degli alimenti. In particolare mi sono concentrato su bevande e sul vino. Questo per comprendere la complessità della natura e mettere in evidenza quali sono le molecole chiave che attivano i nostri sensi, nello specifico il gusto e l'olfatto, e ci permettono di provare piacere dal cibo. Per questo è in corso una collaborazione con tedeschi per investigare il gusto e l'aroma dell'amarone, che si distingue da tutti gli altri vini. La domanda principale è perché ci piace e quali molecole contiene. Non sono migliaia, ma in tutto sono 50-60 le componenti che possiamo percepire con il nostro olfatto e le nostre papille gustative e che danno al nostro cervello la sensazione dell'amarone. These are the ones giving us the impression of an Amarone wine in the brain.